Fini invece a Giannutri è andato in queste acque dove appunto non si potrebbe andare con i vigili del fuoco, però è rimasto sul posto. Questa sera parlerò di una truffa, di un imbroglio perpetrato ai danni dei cittadini contribuenti. Parlerò di Alitalia. Ovviamente non potrò essere del tutto esaustivo vista la complessità del caso e il tempo a disposizione, ma il quadro sarà chiaro per chi non ha una visione ideologica sulle cose. Riassunto delle puntate precedenti. A suo tempo il governo Prodi aveva fatto una gara trasparente, quindi aveva trovato un partner internazionale come Air France KLM disponibile a prendersi questa patata bollente, garantendo la continuità del nome Alitalia e la nascita di un polo europeo in grado di misurarsi in campo internazionale. E l'Italia è da anni in stato fallimentare. La colpa è di tutti i partiti, di destra e di sinistra, perché l'Italia è sempre stato terreno di scorrerie per la peggiore partitocrazia. Perde ogni giorno oltre 1 milione di euro, per cui era doveroso trovare una soluzione, visto che l'alternativa era portare il registro in tribunale e dichiarare fallimento. Il progetto industriale di Air France KLM per rilanciare Alitalia prevedeva un investimento iniziale di 2,5 miliardi di euro. Gli esuberi del personale erano calcolati in 1.620 lavoratori per Alitalia Fly e 500 per Alitalia Servizi, per un totale quindi di 2.120 lavoratori in esubero. Era previsto poi il blocco del trasporto merci e un taglio di 37 aerei. I sindacati contrari a questa soluzione fecero, secondo me, un clamoroso errore, un clamoroso sbaglio che, vista la situazione attuale, i lavoratori di Alitalia pagheranno a caro prezzo. Poi, durante la trattativa, in piena campagna elettorale, per mero interessi elettoralistici, sono intervenuti pesantemente Berlusconi e Fini, chiedendo che si sospendessero le trattative con i francesi perché così, dicevano, volevano mantenere l'italianità di Alitalia. Berlusconi aveva pure affermato che c'era già una cordata italiana pronta a rilevare l'azienda. Addirittura, da bravo cabarettista, aveva coniato uno slogan: amo l'Italia, volo all'Italia. Abbiamo poi capito che erano solo balle, demagogia e populismo allo stato puro. Il risultato di tanto cinismo è stato che Spinetta, l'amministratore delegato di Air France KLM, bloccò le trattative e se ne andò. Poi vennero le elezioni e, come previsto, vinse Berlusconi. Durante la formazione del suo governo, Berlusconi obbligò il governo uscente di Prodi a fare un decreto per un prestito ponte di 300 milioni perché Alitalia non fallisse nel frattempo e per permettere così l'insediamento di questa fantomatica cordata italiana. Passano i mesi e di questa cordata non si hanno notizie, per cui arriviamo ai giorni nostri. Ovviamente da marzo ad oggi Alitalia ha continuato a perdere 1 milione di euro, non di noccioline al giorno. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri il governo Berlusconi fa la sua scelta e spacchetta, divide Alitalia, la polpa andrà a una nuova società creata ad hoc e le ossa andranno nella groppa del solito pantalone, ovvero a noi cittadini contribuenti. Hanno privatizzato al solito i profitti e hanno collato le perdite allo Stato. Una cordata di finanzieri, industriali e banche scelti uno ad uno da Berlusconi. Sono diventati azionisti di una nuova società chiamata Compagnia Aerea Italiana, investendo poco più di 1 miliardo con i quali si sono presi i beni e i rami d'azienda, gli asset che creano profitti. E i debiti dell'Alitalia saranno scaricati su una bad company nell'Alitalia fallita a carica dello Stato. E i 6-7 mila esuberi più l'indotto cosa faranno? I costi degli ammortizzatori sociali saranno, come ovvio, sempre in capo allo Stato. Insomma, il resto del carrozzone ce lo dovremo solazzare tutti noi cittadini contribuenti. Ci costerà qualche miliardo, almeno 1 miliardo e oltre. E per finire pare che nella nuova compagnia italiana ora entri anche Air France KLM, con una quota di minoranza naturalmente, pronta fra qualche tempo a rilevare tutto per pochi denari. Molti di meno rispetto agli accordi di marzo, poi fatti naufragare. E così i soci della nuova azienda usciranno con un buon profitto e tutti questi dovranno ringraziare i sindacati, Berlusconi e Fini. E così tutti vissero felici e contenti, meno noi contribuenti, naturalmente. Un bel capolavoro, non c'è che dire. In uno Stato normale gli autori di una porcata del genere verrebbero inseguiti con i forconi dai cittadini. Invece, grazie alle televisioni e alla carta stampata, inginocchiata davanti al nuovo Re Sole, questo imbroglio viene venduto ai sudditi come una grande vittoria.
e una parte del popolo ci crede anche. Insomma, un disastro politico, economico e sociale totale, e nessuno di quelli che lo hanno causato ne pagherà il fio. Siamo davvero una repubblica delle banane. Questa volta sono d'accordo con Gigi Di Meo. È buio nel nostro paese e calata la nostra sulla nostra repubblica. Ci rivedremo mercoledì fra una settimana.